Benvenuti amici di mattoscacco.com. Oggi giocheremo contro Real Chess, un'applicazione che si può scaricare tranquillamente dal Play Store di Android in modo tale da poter giocare gratuitamente a scacchi. Qui ovviamente ci chiede di scegliere una lingua, un giocatore o due giocatori, giocare online, eccetera. Facciamo un giocatore, possiamo modificare il tempo, eh, scegliere che colore siamo, questa volta facciamo il nero, scegliere i vari stili di scacchiera, lo cambiamo, facciamo così e andiamo avanti. Possiamo modificare la difficoltà Elo, ora è impostato su 1618, proviamo a fare 1600 praticamente, 1599, il tempo è 5 minuti più 20 a mossa. Ah no, scusa, così aumento l'elo, così lo abbasso. Ok, niente. Il tempo dovrebbe essere allora, vediamo quanto era impostato. Beh, pubblicità. Facciamo clic sulla croce per chiuderla. Sta caricando. Ok. Oh, che bello sapere che non c'è il tempo. Quindi metterò il telefonino qui di lato in modo tale che posso controllare le mosse. Allora, ha aperto con pedone di 2, di 4. Noi rispondiamo con la classica di 5. Donna di 3. Mossa piuttosto insolita, vediamo come contrastarla in maniera efficace. Beh, intanto giocherei sicuramente cavallo F6. Abbiamo una spinta da A2 a E4. Sono mosse un po' casuali per ora, ci sembrano. Vediamo se in futuro avranno uno scopo. E io direi che potremmo fare anche un bellissimo fianchetto. Che ne dite? Secondo me ci può stare. Quindi gioco G6. Donna in B5, scacco, e a questo punto noi ci copriamo con C6. La donna ritorna nella sua posizione che è D3. Continuiamo a sviluppare il nostro fianchetto. Cavallo F3. A questo punto andare subito a infastidire la donna, secondo me, non ha molto senso, anche perché questa spinta ora non la può giocare. Io prima arroccherei, anzi, prima di arroccare, potrei anche giocare cavallo da B va in D7, in modo tale da proteggere un po' quel punto. Sì, cavallo in B va in D7, altra spinta di pedone, donna in C7, alfiere in G5 e a questo punto posso tranquillamente spingere da E7 a E5, però prima voglio arroccare. Cavallo in B va in D2. È arrivato ora il momento di fare la fatidica spinta senza preparazione di torre, perché forse non avrei il tempo. Vediamo cosa gioca il programma. Sta riflettendo.
si è perso. Il tempo sta scorrendo, per ora sono trascorsi 3 minuti e 14 a me, 36 secondi per il nero che avanza ancora, e qui abbiamo una bellissima forchetta che posso giocare e la gioco assolutamente. Vediamo se ci sono controindicazioni. No, non mi pare, perciò faccio questa mossa, mi cattura il pedone e è il momento buono allora per muovere l'alfiere. Donna in A3. Vabbè, a questo punto io prenderei il cavallo e pedone in G. Attenzione, cercando forse di liberare lo spazio per la torre, non si sa. A questo punto potrei provare a giocare, dato che sono in vantaggio di materiale, questa mossa qui, per vedere cosa succede. E ovviamente cavallo in H5. E3, onde evitare che il mio cavallo potesse andare in F4. Ora è il momento di sviluppare una torre, secondo me, anche se c'è questo pedone qui debole. Allora, innanzitutto torre in F va in E8. Quanta cattiveria. Alfiere in E7. Beh, io propongo assolutamente un cambio con alfiere in F8. Cambio l'alfiere, vediamo con cosa mi conviene prendere. Quasi quasi prendo di cavallo. Ok. Arrocco lungo. E adesso vediamo come giocare al meglio questa partita. Potrei giocare una mossa, innanzitutto il suo cavallo ora allora gioco A5 e se muove il cavallo lì, esatto, sposto il mio qua. H3, minacciando di prendermi il cavallo. Beh, allora io lo difendo col mio C3. Madonna, ho queste torri che sono totalmente inutili. Gioco questa. So che mi prende il pedone, ma secondo me è una buona mossa. Sì. Alfiere A6. Donna per, attenzione, potrei anche cambiare, anzi non è che anche cambiare, cambio sicuramente. Donna per donna, cavallo per donna, e a questo punto potrei giocare questa bellissima alfiere E2 anziché andare a difendermi. Alfiere per cavallo, cavallo per alfiere direi, cavallo per pedone. C'è qualcosa che non ho visto? Non mi pare. Beh, prima sicuramente di fare qualsiasi mossa
Io prima mi prendo un pedone, tanto le due torri, una delle due torri me la prendo di sicuro. E poi mi prendo la torre. Ok. Bene. Ora praticamente ho una torre in più di vantaggio, non dovrebbe essere in teoria un problema vincere, soprattutto se cambio la torre in questo modo. E qui lo scambio è d'obbligo. Ok, bene. Cara mia torre, se ti vuoi rendere utile, vai in ultima traversa. O in settima, insomma, vedi te. A 1 e vai il più lontano possibile dal cavallo, possibilmente. Numeri, scacco. Bello, bello questo. E non si sa per quale motivo non ho preso il pedone, va bene. Allora noi ne approfittiamo per proteggerlo. E gioco torre a 2. Pedone, 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 torre per, pedone, guardate il mio cavallo dove si piazza, eh? Sarà mica una mossa buona? No, per niente. Ok. Eccolo lì. Ok. Troviamo un modo per non farci... per non finire questo finale in malo modo. Allora... Potrei fare torre qui. Torre qui. E questo cavallo, che è un po' rompiballe, un pochino sì, vediamo un po' come finire. Perché poi il bello dei programmi è che ha giocato una apertura come un principiante, il finale da grande maestro, classico. Allora, beh, 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 beh. Andiamo in aiuto il più possibile. Ok.
Ho un cavallo praticamente fuori uso, che bello. Anche sale il re. Qui un giocatore normale avrebbe chiuso la partita, mentre chi ha carenze nei finali. Allora, vediamo un po' come cavarcela, eh. Ci sarà sicuramente il modo. Basta conoscere, basta, se quello. Allora, ciao, andiamo via da qui. Sarà la mossa giusta? Non lo so. Scacco. Torre dietro pedone, avanzata di pedone. Avanzata di pedone che devo cercare di fermare, perché se no è la fine davvero. Bella questa. Questa è proprio bella. E io me ne vado qua. Oh, facciamo entrare un po' in gioco il nostro bel cavallo, altrimenti scacco. Mi piazzo lì, scacco. Anche da blocco, diciamo, però non so se sia la mossa migliore in questo momento. Ora, sicuramente non me ne frega niente di quel pedone, ma devo assolutamente togliere questo. Vediamo se c'è qualche mossa che non ho visto, ma questo se ne deve andare a farsi benedire, assolutamente. Ok. Ok, ok, ok. Questo pedone è perso? Mi sa di sì. Vabbè, senza saperne leggere né scrivere, ci togliamo tutti i dubbi in questo modo. Scacco.
Bisogna stare attentissimi al cavallo nei finali, perché è un pezzo veramente infame. Allora, vediamo come chiudere, dai. Se prendo il pedone, il cavallo va, dove va? Quando va? Può farmi scacco? No. Può farmi scacco alla torre? Sì. Però, se invece minaccio il cavallo, se minaccio il cavallo, no, non minaccio niente. Ok. Dai, saliamo con questo re, con questo cavallo, così. Ok. Scacco. Oh, finalmente. Questo è il tipo di finale che sappiamo gestire. Ok. Quindi, chiudiamo il re in un angolino. Ok, mettiamo la torre dall'altro lato. Ah, ho sbagliato. Ok, ora è giusto. Ok, quando i due re sono davanti, si scala giù con la torre. Quindi, no, patta!
No! È finita proprio da... No, non è patta. Si è arresa, è patta? No. Perché? Potrei andare ancora qui. Perché mi dici che è patta? Perché? Perché è patta?